Lega di Salvini ha superato l'antimeridionalismo. L'intervista al candidato alle europee Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega. Tanti ricordano la Lega come un partito antimeridionalista. Perché oggi alle europee, secondo il candidato Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali, è utile votare Lega Salvini? Prima la Lega aveva un progetto territoriale, si occupava soltanto del nord e si chiamava Lega Nord. Adesso il progetto è un progetto nazionale, è vero. In passato alcuni della Lega hanno detto delle cose brutte nei nostri confronti, ma hanno chiesto scusa. La domanda che io faccio ai cittadini di Agrigento e della provincia di Agrigento è: perché dovrebbero votare quelle persone che oggi li hanno portati ad essere la provincia con la più alta percentuale di disoccupazione giovanile in Europa? Perché dovrebbero votare oggi quelle persone che hanno sempre parlato bene con loro e di loro e poi stanno costringendo queste migliaia di siciliani ad emigrare? La colpa della Lega è quella di aver amato sempre il proprio territorio. Non è un caso se i più amati tra i presidenti della regione in Italia sono tutti della Lega. Quindi io vi dico che l'ultima e unica speranza, così come al nord e anche al centro e ora al sud, è votare la Lega. Hanno parlato male, hanno chiesto scusa, ci hanno trattato malissimo i politici siciliani e non hanno chiesto scusa. Dobbiamo togliere la spina a questa politica e la Lega è l'unica speranza, anche a Bruxelles.